48 ore dal maltempo che ha devastato il litorale, a Cavallino si lavora a ritmo incessante per tornare alla normalità entro Ferragosto. Resta il problema dello smaltimento degli alberi caduti. Tentato omicidio a San Donato, 50enne bosniaco prende a rasoiate l'ex moglie vicino al Ponte della Vittoria. La donna ferita ma viva per miracolo, caccia all'uomo da parte dei carabinieri. Commozione a Fassò per i funerali di Aurora Maniero, palloncini bianchi e bolle di sapone all'uscita del feretro. Tanti bimbi a salutarla, eri piccola ma grande, ha detto il parroco ricordando la sua generosità. Tragedia nel Bellunese, 58enne trentino perde la vita dopo essere scivolato per una decina di metri a Livinallongo. Probabilmente ha perso l'equilibrio mentre cercava di mettersi la giacca. 4 multe in meno di 24 ore dal 38 turisti pizzicati a fare il bagno in procinto di tuffarsi in Canale Grande a Venezia, 450 euro di contravvenzione. Coppia di turisti cinesi sale sul treno diretto da Padova a Roma dimenticando sui binari 2 figli 6 e 9 anni, i bimbi recuperati dalla Polfer. Lutto nel mondo della cultura per la scomparsa di Gian Antonio Cibotto, lo scrittore rodigino aveva 92 anni, nelle sue molte opere il racconto dell'alluvione del Polesine e dei cambiamenti del Veneto. Ben ritrovati a questa edizione regionale dei nostri notiziari, lo avete sentito dai titoli: lunghe code in questo sabato che precede il ponte di Ferragosto sulle strade per il mare, auto e camper verso il litorale devastato solo 2 giorni fa dalla tromba d'aria, situazione che il lavoro di centinaia di uomini sta riportando piano piano alla normalità. Il grosso problema ora è smaltire gli alberi tagliati e fatti a pezzi. Finalmente abbiamo la viabilità ripristinata, le strade pulite, abbiamo messo in sicurezza tutte le alberature che erano cadute e quindi oggi mi sento assolutamente tranquilla. Se ieri la devastazione portata dal vento era sotto gli occhi in tutta la sua violenza, già oggi, grazie al lavoro incessante di centinaia di uomini, il paesaggio del litorale veneto sta ritornando alla normalità. A Jesolo è emergenza pressoché rientrata, così come a Bibbione. Le situazioni più complesse rimangono quelle di Rosolina e Cavallino Treporti. Operativa da 48 ore, a poche centinaia di metri dai campeggi maggiormente colpiti di Cavallino, l'unità di crisi comunale. Sicuramente il problema grosso sono le alberature, che sono tante, circa 2000 se non qualcosa in più, e quindi questo è fonte di preoccupazione per lo smaltimento, per continuare l'attività di taglio e sistemazione, perché nel momento in cui l'alberatura è divelta deve essere affrontato questo tema, tolto, e stiamo procedendo in tal senso. Alcune zone sono ancora in blackout. Il problema è sicuramente l'Enel, che non è ancora riuscita a ripristinare la rete elettrica su tutto il territorio. Abbiamo ancora qualche piccola zona che sono senza energia elettrica, sì. Smaltimento dei rifiuti, problema anche sul fronte agricolo, quello del nylon, delle serre scoperte, 200, a cui se ne aggiungono altre 50 abbattute. Noi abbiamo fatto questa mattina un giro, un sopralluogo con gli agricoltori e siamo fortemente preoccupati per le coltivazioni. Abbiamo affrontato il tema del nylon, abbiamo ragionato con le categorie per approntare dei punti in cui possano essere stoccati per poi procedere allo smaltimento, ma il problema grosso è il raccolto. Già la stagione per gli agricoltori non è proprio favorevolissima e quindi siamo assolutamente preoccupati. Si lavora senza sosta per salvare il Ferragosto. Assolutamente un Ferragosto in tranquillità, in sicurezza, gli eventi che erano programmati vengono confermati. Il suo nome è finito sui principali quotidiani tedeschi, ma Marco Renosto, il vigile del fuoco trevigiano che ha salvato la ministra Diana Golze, ferita in uno dei campeggi del litorale maggiormente colpiti dalla tromba d'aria, in 2 giorni fa, non vuole essere chiamato eroe, voglio solamente fare questo lavoro, dice, a tempo pieno. Io ho visto in pochissimo tempo in realtà una tromba marina all'incirca di 10 metri di diametro per 15 di altezza che veniva verso la spiaggia. Quando questa ha toccato la sabbia si è scatenato il finimondo. Ricorda così Marco Renosto i momenti che hanno preceduto la devastazione del camping mediterraneo di Cavallino Treporti. Il vigile del fuoco di Ponte della Priula, salito alle cronache per aver soccorso il ferito più grave, una turista tedesca di 42 anni, rivelatasi poi essere un ministro del governo di Angela Merkel, era arrivato al Cavallino con la compagna solamente il giorno prima. Quando il campeggio è stato devastato dalla caduta di decine di alberi, si è subito adoperato per soccorrere i feriti. Faccio servizio anche al SUEM di Treviso come volontario in ambulanza e ho visto che la situazione era grave. Ho cercato di farmi
di farsi capire da me se muoveva braccia e gambe, e dopodiché ho cercato di tranquillizzarla e fargli capire che io ero lì con lei, in quel momento non l'avrei lasciata per nessuna ragione al mondo. Insieme a un medico tedesco è riuscito a estrarre la donna da sotto il tronco crollato sulla sua tenda utilizzando una tavola spinale improvvisata. Poi in spiaggia ha lanciato un fumogeno per indicare all'elisoccorso arrivato da Treviso l'esatto punto in cui atterrare. Passaggi probabilmente determinanti per salvare la vita alla ministra Diana Golze. Io in realtà non sapevo neanche che fosse un ministro, l'ho saputo alcuni giorni dopo che era un ministro. Per me era solo una persona che meritava rispetto e che volevo in qualche maniera lenire il dolore che aveva in quel momento, perché veramente stava soffrendo molto. Quindi io l'ho trattata con il rispetto che meritava, a prescindere da che lavoro facesse questa persona. Guai a chiamarlo eroe, lui un discontinuo in servizio per pochi mesi l'anno al distaccamento del 115 di Conegliano e Vittorio Veneto, sogna semmai di fare il vigile del fuoco in maniera permanente. No, noi non siamo eroi, noi siamo persone che amiamo quello che facciamo, lo facciamo con passione, cerchiamo di aiutare il prossimo. Nel nostro inno dice che salvando la vita agli altri il resto conta poco, questo è la realtà del nostro lavoro. Io lo ritengo il mio lavoro anche se sono un discontinuo, ma mi auguro che un giorno sarà il mio lavoro. Dal Cafoncello arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni del ministro Golze. Spero che stia bene, non lo so se un giorno la rivedrò, perché noi entriamo nella vita delle persone nel peggiore dei momenti della loro vita e tante volte non li rivediamo più. Io mi auguro e gli faccio l'in bocca al lupo che guarisca presto e che stia bene presto. Da Enego a Cortina fino al litorale, 3 disastri in 2 mesi in Veneto, milioni di danni e dossier delle amministrazioni per ottenere i risarcimenti. Enego, 25 giugno, la frana e il fiume di fango mettono in ginocchio Altopiano e Valsugana nel Vicentino, danni milionari e disperazione. Cortina, 5 agosto, la bomba d'acqua, l'esondazione e le rocce che invadono Riogere. Ancora un disastro e la vita di Carla Caturani spezzata dal fiume di detriti che travolge la sua auto. Polesi nel litorale veneziano, 10 agosto, trombe d'aria a 110 km all'ora, la furia che si abbatte sulle vacanze dei veneti, alberi che crollano come birilli su campeggi e auto, ancora milioni di euro sul conto salatissimo dei disastri del maltempo. Ormai la parola disastro rischia di essere abusata, in meno di 2 mesi 3 eventi catastrofici in 3 province diverse. È l'estate delle emergenze in un Veneto dove il cielo diventa sempre più minaccioso. E lo schema è sempre lo stesso, dopo il caldo soffocante arriva la paura, eventi istantanei e potentissimi. È inevitabile che i flussi di aria calda, quando si incontrano con l'aria fredda che arriva per il cambio che a volte è repentino come in questo caso, di stagione, fa sì che comunque ci siano scariche di eventi catastrofali, di solito sono trombe d'aria ma sono anche bombe d'acqua che nel periodo estivo sono molto frequenti, dopodiché il prossimo appuntamento ce lo daranno verso novembre. E così i dossier si moltiplicano a ritmo preoccupante. I comuni raccolgono la stima dei danni da privati e danni a realtà pubbliche, dopodiché si fa la raccolta di tutti i dati e si fa il famoso dossier che avrà il nome dossier tromba d'aria al litorale veneto. Ed ora ci spostiamo a San Donà di Piave, il culmine di una lite aggredisce l'ex moglie e la ferisce al collo con un colpo di rasoio. Il terribile fatto di cronaca accaduto a San Donà, la donna è all'ospedale ma non in pericolo di vita, l'uomo è ora tuttora ricercato dai carabinieri. Una larga chiazza di sangue sotto uno dei tavoli da picnic nell'area del parco fluviale di San Donà di Piave. È qui che stamattina un uomo ha aggredito l'ex moglie ferendola al collo con un colpo di rasoio ed è un miracolo che vi si possa raccontare di un tentato omicidio, perché per come si sono svolti i fatti quella disumana violenza avrebbe potuto provocare l'irreparabile. Il dramma si è consumato durante una giornata come tante in quell'area verde, a quell'ora frequentata da più di qualche turista e residente del posto. Sono diversi i testimoni ad aver assistito alla scena e ad essersi precipitati a soccorrere la donna ferita che ha 48 anni, è di nazionalità romena e risiede a San Donà. Sull'ex coniuge i carabinieri hanno scelto di non diffondere dati per esigenze di indagine. Dell'uomo si sa che è dell'est, che vive in Germania e che dopo l'aggressione è fuggito a bordo di una Tiguan di colore scuro, forse nero. I carabinieri della compagnia di San Donà hanno diramato le ricerche, ma fino a questo momento l'uomo pare essersi volatilizzato. La povera donna è stata raggiunta dall'ambulanza e stabilizzata dal personale sanitario prima di essere trasferita in ospedale dove si trova ricoverata e solo per un caso non è in pericolo di vita.
L'area verde teatro del dramma è stata setacciata minuziosamente dai militari a caccia del rasoio che l'uomo ha usato per ferire l'ex moglie. Anche di quel micidiale strumento non è stata trovata traccia. Ai carabinieri la 48enne ha fornito elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell'episodio e l'ipotesi di reato è di tentato omicidio. Grande commozione a Fossò, dove nel pomeriggio sono stati celebrati i funerali di Aurora Maniero, la bimba di 8 anni morta dopo una lunga malattia contro la quale aveva combattuto. Servizio. Le mani strette dei suoi genitori, un gruppo di bambini che soffia bolle di sapone a più non posso sulla bara bianca, un volo di palloncini, anche loro bianchi, e una delle canzoni preferite da Aurora, Estate di Jovanotti. Se non avessi voluto cambiare, oggi sarei allo stato minerale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento. Immagini da un funerale che ha riempito la chiesa di Fossò, quello di Aurora Maniero, la bimba di 8 anni morta per un neuroblastoma che l'ha fatta soffrire in silenzio per quasi 4 anni. La bambina più buona d'Italia, secondo i frati del Santo, è stata riposta in una bara bianca, piccola come lei, ma, ha detto nell'omelia Don Vincenzo Cretella, grande nella generosità e nell'altruismo. Piccola ma grande nell'avere sempre una parola buona, nel non dire mai di avere male, nel ricordarsi sempre di tutti anche con i suoi lavoretti che voleva sempre regalare per papà, mamma, Azzurra, i nonni, gli zii e tutti gli amici che accompagnano con i loro bambini questa bella famiglia. Tanti fiori bianchi, l'altare maggiore è addobbato come un matrimonio. Il coro canta brani gospel, Don Vincenzo affida alla piccola la comunità di Fossò e tutti i suoi familiari. Penso di poter dire che con te siamo in mani sicure. Sei così brava, così buona e così gentile che saprai farti capire anche dal Padre Eterno. Fuori dalla chiesa le offerte a Team for Children, così come aveva fatto Aurora qualche tempo fa quando decise di rompere il suo salvadanaio e di donarlo all'associazione padovana. Poi tocca ai bimbi con le bolle di sapone e i palloncini e a Jovanotti con Estate, l'ultima di Aurora. E nel giorno dell'ultimo saluto alla piccola Aurora una speranza per la mamma licenziata proprio per seguire la piccola. Tra i pasticceri di Padova è una vera gara di solidarietà ed è disponibile a riassumerla anche il suo vecchio titolare. Mobilitazione tra i pasticceri e le aziende del commercio di Padova e delle Riviere del Brenta per trovare un posto di lavoro per Valentina, la mamma di Aurora Maniero, la bambina di 8 anni morta per un neuroblastoma. La donna, che mercoledì ha baciato per l'ultima volta la sua piccola, sta facendo in questi giorni i conti anche con il licenziamento da una pasticceria di Padova. Aveva esaurito tutti i permessi per seguire le cure della figlia, l'unica strada rimasta era questa. Adesso in molti le aprono le porte, anche lo stesso pasticcere costretto a licenziarla. Ho fatto tutto un giro di telefonate per capire chi può essere interessato a dare una mano e ho trovato parecchie aziende disponibili, insomma, e questo mi ha fatto molto piacere. Un dramma che fa emergere la grave situazione in cui si trovano molte persone malate o che assistono familiari e anche le aziende, soprattutto quelle piccole dove lavorano. Noi siamo abbandonati a noi stessi perché le piccole aziende non hanno nessun tipo di supporto e quindi noi dobbiamo assolutamente tenere sempre e comunque impegnato un posto di lavoro perché nessuno si fa carico a dare una mano al lavoratore. A rischio la sopravvivenza stessa di aziende di piccole dimensioni, aggiunge il presidente di Ascom Padova, che si appella alle autorità. Non va lasciato solo chi soffre, ma neppure i datori di lavoro. Probabilmente ha perso l'equilibrio mentre cercava di mettersi la giacca l'escursionista morto oggi alle Viniallongo del Col di Lana. Dalle prime informazioni dei soccorritori, appena completata la ferrata a Piazzetta, poco sopra la cima di Pizzeboè, l'uomo, 58 anni, di Campitello di Fassa nel Trentino, ha aperto lo zaino per prendere qualcosa da indossare, è scivolato ed è caduto per una decina di metri sbattendo la testa. L'allarme è stato lanciato attorno a mezzogiorno da una persona che lo ha visto. Il 118 ha inviato il Pelican di Bressanone, che ha sbarcato il tecnico di elisoccorso e il personale medico, che ha potuto solamente constatarne il decesso.
4 multe in meno di 24 ore ad altrettanti turisti pizzicati a fare il bagno o in procinto di tuffarsi in Canal Grande a Venezia. L'assessore Renato Boraso ci aiutino anche le strutture ricettive. Quando ha saputo che l'aveva fatta grossa, ha sfogato la rabbia che aveva in corpo sul suo borsone appoggiato in fondamenta Calle del Meggio. È un giovane australiano, il quarto turista sanzionato in meno di 24 ore da polizia e dagli agenti della locale per un bagno in canale. Il ragazzo, che era assieme a un amico già uscito dall'acqua, è stato visto nuotare attorno a mezzogiorno da un tassista che ha chiamato subito la polizia. In zona sono arrivati anche gli agenti della locale che stavano eseguendo un sopralluogo per la prevenzione del moto ondoso. Ci hanno segnalato 2 australiani a nuotare alla fermata San Marcola di fronte al casino e li abbiamo pescati, scusatemi la battuta, lì a nuotare questi 2 ragazzotti australiani. È chiaro che abbiamo combinato la prima multa con un'ordinanza a 450 euro. A nulla sono valse le giustificazioni di uno dei 2 che ha giurato di non essere a conoscenza del divieto. È incredibile non sapere, è evidente che qui bisogna intervenire anche sul sistema di quello che è la recettività, perché potrebbe anche essere che uno non sappia, bisogna lavorare assieme a chi fa la recettività in queste città, alberghi eccetera, per informare che questa non si può nuotare. E che non si può continuare a fare i propri comodi a Venezia, che in questa estate ne ha viste di tutti i colori. Ha funzionato in questo caso la collaborazione stretta fra la municipale e le altre forze di polizia, che hanno stretto le maglie contro ogni forma di degrado. Durante la notte altri 2 giovani turisti tedeschi sono stati sanzionati dalla polizia perché sorpresi in acqua nel sestiere di San Marco. Lutto nel mondo della cultura per la scomparsa del giornalista e scrittore polesano Gian Antonio Cibotto, nato a Rovigo 92 anni fa, aveva scritto molti libri sul Veneto che stava cambiando dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tra le opere più importanti, Cronache dell'alluvione, La coda del parroco Scano Boa, dedicato alla spiaggia polesana rimasta selvaggia ancora oggi, e poi ancora Stramalora, dedicato alla tragedia del Vajont, Dario Veneto, Veneto Segreto, Veneto d'ombra, Un certo Veneto, grande amico del regista Federico Fellini, dell'editore Neri Pozzi e dello scrittore Eugenio Montale. Cibotto aveva vinto il premio Guidarello nel 1975 e il premio Napoli nel 1982, dopo aver contribuito a far nascere 2 premi letterari come il Campiello ed il Comisso. Veneto Vivo per il sì all'autonomia, si chiama così il comitato costituito da Simonetta Rubinato insieme ad un primo gruppo di promotori allo scopo di operare attivamente per la campagna referendaria, sviluppando la conoscenza e l'informazione sui contenuti del quesito referendario per favorire la più ampia partecipazione e l'esito favorevole del referendum consultivo che si terrà il 22 ottobre prossimo. Un comitato già attivo che ricorda il presidente Zaia la sua conversione dopo decenni dedicati all'indipendenza del Veneto. Sentiamo quindi le parole. Abbiamo costituito con un primo nucleo di promotori il Comitato per il sì all'autonomia, anzi più precisamente il nome è Comitato Veneto Vivo per il sì all'autonomia, e a questo primo nucleo con il quale abbiamo formalizzato l'atto costitutivo potranno aggiungersi tutti coloro, cittadini, che vorranno sostenere attivamente la prossima campagna referendaria per il referendum del 22 ottobre, perché abbiamo bisogno di far conoscere ai cittadini, di far capire quali sono i contenuti di questo referendum, il percorso che da questo referendum potrà iniziare. Fa concorrenza a Zaia? No, io da sempre sto nel campo dell'autonomia, della sussidiarietà. Ho ottenuto una norma in Parlamento, approvata dal Parlamento, che è in vigore dal 1 gennaio 2014 per facilitare il cammino della Regione Veneto. Il Presidente della nostra Regione disse che era un'aspirina per il Veneto, che non era utile per quello che succedeva e si agitava qui, che quello che serviva era l'indipendenza. Sono lieta che oggi invece abbia abbandonato il campo dell'indipendenza e sia entrato a giocare esattamente nel nostro campo, quello dell'autonomia responsabile. Preoccupate che il ristoro ai risparmiatori rovinati nel crack delle banche venete arrivi tardivamente o non arrivi affatto, si muovono le associazioni di consumatori di cui si moltiplicano in questi giorni gli appelli a governo e Parlamento.
Non è pensabile che un cittadino che ricorra all'arbitro delle controversie finanziarie o al tribunale nei casi più complessi e ottenga una sentenza che riconosca che è un risparmiatore tradito, non è pensabile che debba aspettare 7-8 anni di recupero dell'attivo della vecchia banca, della bad bank, e peggio ancora non è pensabile che viva nell'incertezza che quando arriverà finalmente la distribuzione dell'attivo si apre il cassetto e non ci sono soldi per pagare i risparmiatori. Preoccupano il Codacons le dichiarazioni in arrivo dal governo, che pure si è impegnato a trovare una forma di ristoro per quella parte di ex azionisti delle banche venete che la legge ha riconosciuto come vittime di raggiro. Qui non si tratta di speculatori ma di risparmiatori truffati, sostiene il presidente veneto dell'Associazione di Consumatori, e la nostra Costituzione all'articolo 47 afferma che è dovere dello Stato a promuovere e tutelare il risparmio. I padri costituenti davano un valore sacro al frutto di quel lavoro sul quale si fonda la nostra Repubblica, e per chi rappresenta i cittadini non si tratta di una scelta facoltativa. Non vogliono capire, né a Roma e secondo me neanche in Veneto hanno chiare le idee, che qui siamo di fronte a dei risparmiatori che sono stati ingannati, sedotti in un contesto dove le complicità di controllori sono sempre più evidenti, e che questa gente qui è un risparmiatore tradito e deve essere risarcito fino all'ultimo centesimo, non perché questo risparmiatore è povero, non perché è malato, non perché è vecchio, è perché è un risparmiatore che è stato fregato, e come tale lui, ai sensi della nostra benedetta Costituzione, va risarcito. Atterraggio d'emergenza a Chiesa Nuova, momenti di panico per una coppia di fidanzati che stavano viaggiando in una mongolfiera. Fidanzamento da brividi per una coppietta di americani. Doveva essere una proposta di matrimonio mozzafiato, invece per la coppia si è trasformata in una mattinata di paura. Atterraggio d'emergenza con la mongolfiera in zona Chiesa Nuova, brividi ad alta quota per i due occupanti che si erano levati in volo questa mattina alle prime luci dell'alba. All'improvviso il mega pallone si è trovato in difficoltà e ha cominciato a sgonfiarsi. Immediato l'allarme ai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. L'atterraggio è avvenuto tra via Pelosa e via Dini. I pompieri hanno dato una mano ai due fidanzati ad uscire dalla mongolfiera. Sul luogo dell'atterraggio sono arrivati anche i sanitari del SUEM 118. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Hanno preso di corsa il Freccia Argento per Roma e hanno lasciato a terra sul binario i loro due figli. È successo alla stazione di Padova, la polizia ha risolto il dramma familiare. Sono saliti sul Freccia Argento per Roma delle 13:53 in partenza dal primo binario, ma un papà e una mamma cinesi non si sono accorti che nel momento in cui il convoglio stava lasciando la stazione di Padova, a bordo mancavano i loro due figlioletti di 6 e 9 anni, maschio e femmina. Il piccolo dramma deve essere successo forse per la ressa creatasi per prendere in tempo il treno in partenza per la capitale. Gli agenti della polizia ferroviaria di pattuglia al binario si sono invece accorti del bambino e della bambina che si tenevano per mano e che guardavano immobili il treno che partiva e che il marciapiede rimaneva deserto. L'agente di polizia Adele si è avvicinata ai piccoli e qui sono iniziati gli inevitabili problemi con la lingua, al che la poliziotta ha preso per mano i bimbi per farli allontanare dalla linea gialla, quindi ha cercato all'esterno della stazione una persona cinese per farsi aiutare nella traduzione. In poco tempo è arrivata la conferma che i genitori erano sul treno appena partito per Roma. Contattato il capotreno del Freccia Argento, i due bimbi intanto sono stati portati nell'ufficio di polizia, avvisati che mamma e papà presto sarebbero venuti a prenderli e messi a loro agio con una merenda e davanti al loro canale preferito di cartoni animati. Verso le 17:30 i 4 componenti della famigliola, residente in Spagna, potevano riabbracciarsi e riprendere la loro vacanza in Italia. Ci spostiamo a Vicenza, raffica di furti in abitazione, colpa del caldo, oggi i dati dei primi 7 mesi 2017. A Vicenza città quasi 2 furti in appartamento al giorno, tra giugno e luglio il 22% di colpi in più rispetto ai primi 5 mesi del 2017. L'anno scorso lo stesso rapporto faceva registrare un 16%. In realtà rispetto al 2016 nel periodo gennaio-maggio quest'anno si è riscontrato un calo di denunce, il 26%, di contro un aumento nel bimestre estivo. Nella provincia i centri più colpiti dopo il capoluogo Berico, Bassano del Grappa, a sorpresa Camisano Vicentino, seguiti da Schio, Arziano
Marzignano e Tiene. Camisano, 10.000 abitanti, registra una percentuale di furti 4 volte superiore a quella di Schio, con i suoi 39.000 residenti. Insomma, con il caldo i ladri si scatenano, agevolati dalle alte temperature, anche e soprattutto in orario notturno, che invitano i padroni di casa a lasciare aperte le finestre per far circolare l'aria, ma oltre all'aria circolano liberi per le stanze pure i topi d'appartamento. E allora la raccomandazione è sempre la stessa: chiudete bene porte e finestre, piuttosto un ventilatore in più. Siamo quasi a Ferragosto, turisti in arrivo e trevigiani in partenza, come ci racconta il prossimo servizio. L'altro giorno c'era una coppia di francesi che appunto mi dicevano che bella che è Treviso, veramente bella. Ho chiesto: di dove siete? Parigi. Dalla Senna al Sile, ed è solo uno degli esempi di turisti in visita a Treviso e nella Marca. Voci di un sabato pre-ferragostano con tanto di nostalgia a cavallo tra due continenti. De Santa Catarina, Brasile. Perché Treviso? È la terra dei nostri nonni, è andati via di qua. È 1874. Poi c'è la comparazione con i panorami partenopei. Sorrento, penisola sorrentina. Venezia veramente non ci interessa granché in questo momento, e questa cittadina già l'avevo vista e sono ritornata con grandissimo piacere. Voci decisamente diverse dai trevigiani oggi al mercato. Dove passa il Ferragosto? Il Ferragosto lo passiamo a casa perché i soldi sono quei che sono. Il Ferragosto sono a casa perché non scherzo, con la pensione che ho non si può andare in ferie. Sempre in casa, dai. In casa. Ma per una questione così di tranquillità o economica? Questione di soldi. Anche i giovani quest'anno sembra abbiano poca voglia di scappare via dalla città. Dove passa il Ferragosto? Non lo so ancora. E come mai? Con gli amici? Sì, molto probabilmente sì, devo ancora comunque decidere, manca ancora qualche giorno, c'è tempo per organizzarsi. Non lo so ancora, sinceramente. Ma perché indecisa? Perché gli amici o per questione economica? No, perché non abbiamo ancora deciso, facciamo una cosa all'ultimo minuto quest'anno. Poi c'è chi in ferie non ci va. La settimana lavorativa, sto a casa solo il 15 e quindi... Insomma non sono più Ferragosti di una volta. No, ci sono, per me quest'anno va così. E infine c'è chi sta a casa in dolce attesa. Ferragosto in dolce attesa. Eh sì, non ci si può muovere, comunque per fortuna oggi il caldo ha dato un po' una tregua e quindi bene. A quanto lieto evento? Oggi dovrebbe essere la data, poi vediamo. Magari capiterà proprio a Ferragosto. Io spero prima. Grazie. Bene, ed è proprio tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata a tutti. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. Un cordiale saluto dal meteo di Antenna 3. Sarà una domenica in compagnia del tempo stabile e soleggiato sulle nostre regioni. Vediamo lo scenario previsionale per il Veneto. Qui avremo moderata alta pressione con ampio soleggiamento ovunque, anche se va evidenziata una locale e parziale nuvolosità. Temperature estive ma sempre gradevoli, con massime tra i 25 e i 31 gradi, minime sui 13-19 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Sole e bel tempo ovunque, salvo poche nubi sparse, in particolare sui settori alpini e sulle alte pianure. Temperature massime attese tra i 27 e i 30 gradi, minime previste tra 14 e 16 gradi circa. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Qualche addensamento in più sulle Alpi di confine, sole dominante sul resto della regione, come possiamo vedere. Temperature massime che risultano essere in aumento, attese sui 28-31 gradi, minime in calo previste mediamente sui 12 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli e orientali. Dal meteo è tutto, arrivederci. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia.